Bella raga, ciao a tutti, raccomandate una lezione su Formula 1 19 e c'è il piccolo bug comundiano. Nel senso, ho cancellato un video vecchio al posto, l'ultimo video di Melbourne al posto di un video vecchio, quindi ho perso la prima gara della stagione. Sono rincoglionito, lo sapete ragazzi. Siamo arrivati ottavi comunque, e niente, mi dispiace, è stata una gara comunque non incredibile, è stata abbastanza noiosa, però mi dispiace, per sbaglio l'ho cancellata. Quindi cominciamo con l'ottavo posto, c'è da dire che Gasly è passato in Mercedes e il buon Valterone Bottas in Red Bull. E niente raga, questi sono i sviluppi, la macchina in queste condizioni qua. Io direi di sistemare ancora l'aerodinamica. Abbiamo in corso 2 di aerodinamica, abbiamo deportanza anteriore e deportanza posteriore. Ok raga, andiamo proprio a qualificazioni orrende, 14° tempo. Non siamo in un momento devastante di stagione, nel senso pensavo di cominciare meglio sinceramente. Decimo e nono posto le prime 2 gare comunque, quindi però la macchina è migliorata. Vai. Ok raga, questa è una strategia un po' pazza, provo a fare soft hard, cioè non è consigliabile, è molto rischiosa, però io ci provo ragazzi, non ho altre alternative. Vai ragazzi, scusate ancora per il video non caricato dall'Australia. Vai. Io direi di stare all'esterno, non voglio rischiare, all'interno rischio veramente l'incidentone. Perdo tante posizioni però, Allora Stroll si è proprio buttato Stroll. Abbiamo perso 2 posizioni al via, va bene. Cioè va bene, non va bene, ma dobbiamo sfruttare. Mamma mia, dobbiamo sfruttare le soft. Ok, sfruttate a dovere le soft. Ottima partenza del talento. Very good partenza. Andiamo con calma, non ho voglia di rompere la macchina. Ok, hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Con la macchina migliore sto facendo più fatica dell'anno scorso, però va bene insomma. Abbiamo Leclerc che lo possiamo superare, care medium, per quanto la sua macchina sia molto migliore. Stiamo attenti a non fare incidentoni. Ok, qua l'ho presa bene, è che possiamo sverniciare Charles. Vai che sverniciamo Charles, che a sua volta vuole sverniciare Magnussen, quindi non riusciamo a fare niente. Mamma mia, qua rischio anche la penalità, molto bene. No good, no good. Attenzione, Magnussen, Leclerc. Lotta tra i due che può favorirmi. Inizio di gara particolare. Devo sfruttare però ste gomme, se no non mi servono a niente, sto rischio di strategia. Mamma mia che sorpasso su Charles. Mamma che sorpasso su Charles, che a sua volta lo riprova. Ma Veneziano chiude la strada, chiude tutto. Very godo. Very godo. 11esimi possiamo prendere Magnussen, lo possiamo prelevare Kevin. Che addirittura le hard Magnussen. È roba nostra Magnussen. È roba nostra Kevinone, è roba nostra. Attenzione però a Charles. Attenzione Leclerc, rompe veramente i maroni. E Magnussen rimane tranquillo al 10° posto, non va bene, no good, no good. Da adesso il DRS è consentito, puoi usarlo nel... Scusate un attimo. Porca miseria.
Ok. Montagomme più nuove delle... Ok, ho cambiato strategia, l'ho cambiata in corsa. Mettiamo le medie. Vai. Vai ora. Siamo 14esimi. Ma sta superando chiunque. Bene. Hai solo una sosta a disposizione adesso. Ultima sosta. Guarda come mi fa uscire. Addirittura 18esimi. Speriamo bene. Ok, qua abbiamo il primo nel mirino. Tutti pazzi per Giovinazzi. Vediamo di superarlo subito con tranquillità. Mamma mia. Ok. La macchina a posto. Non si sa mai. Adesso dobbiamo cercare di tirare il più possibile. Ma tanti hanno fatto la sosta e sono davanti. Bah, non lo so. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,5 Tutto secondi. molto strano. Ci vogliono però anche tanto qua c'è qualche pezzo di macchina, ma ci vogliono i colpi di scena, ragazzi. Senza i colpi di scena è difficile. Attenzione, Valtteri è qua, che ha puttana del suo mare. Non può passare Valtteri e non passerà. Ok. Non mi aspettavo onestamente di essere 17esimo dopo il primo pit. Non comprendo onestamente. Ancora tanti giri. Una racing point ai box, ma non la supereremo sicuramente. L'unico a mettere le medie che è la mia gomma, poi per il momento Bottas riesco a tenerlo a distanza, ma l'è dura Vettel, è molto dura. Devo sperare in un po' di bagarre, perché se non c'è il bagarotto la vedo difficile. Bottas ci prova, ma non passa, non mi interessa. Lotta con Valtteri per la 17esima piazza. Ok, il distacco è 3,8 Anche secondi. Valtteri molto in difficoltà oggi. Ha fatto un affare Bottas andare in Red Bull. Ok, siamo a cazza di Kubica, qualcuno ha fatto già la sosta. Però siamo in difficoltà, ragazzi, siamo in difficoltà, non c'è niente da fare. Non riusciamo ad avere un ritmo costante. Purtroppo. Devo che frenare, se no rischio di beccare Kubica. Bene. No. Mamma mia, che fatica. Tanti errori. Ma mi supera anche Valtteri, ma porco Diaz, però. Valtteri mi ha superato. Ai. Dovresti impostare una miscela più magra. Con questi settaggi non riusciremo a completare il percorso.
Male 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 sto sorpasso di Bottas, lo sentirò molto. Che fatica, che fatica. Veramente inizio difficilissimo di mondiale per noi. Già a Melbourne, prime delusioni con un ottavo posto che non me lo aspettavo. Aspettavo di galleggiare nella quinta piazza, tra la quinta e la sesta piazza, minimo. La macchina non è competitiva al momento. Male, male, male. Devo cominciare anche a risparmiare carburante, se no, oddio. Ma non mi aspettavo una gara così. Ok. È vero che ho le medium, però... Tanto nessuno va ai box. No, Bottas. Valtteri ai box. 11esimi. Ma serve bagarre, serve bagarre. Senza la bagarre siamo fottuti purtroppo. Chiaramente le gomme non possono tenere. Ho bisogno del safety car al momento della sosta, che però chiaramente non arriverà. Neanche un ritiro finora. Dobbiamo togliere i coglioni Raikkonen. Con le hard. Non sarà facile, ma ci proviamo. Comunque Kimi è un campione del mondo. Ok. Adesso Kimi è roba mia. Siamo incollati a Raikkonen. E vai box anche Kimi con le hard. Questa non me l'aspettavo. Dall'auto davanti. Stanno tutti cambiando strategia qua. Non ci sto capendo più one mazz. Veramente. Vuol dire che erano alla prima sosta, quindi. Ma mi hanno tenuto 17 giri con le hard, bravi. Che non si spiega altrimenti. Siamo noni adesso. Ok, sosta i box. Vediamo dove usciamo e poi dobbiamo fare una gran rimonta. Vai, vai, vai! Non una bella sosta. Mamma mia, siamo indietrissimo. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. È vero che abbiamo le soft, ma per la zona punti sono 4 posizioni. La vedo molto dura. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Stai buono. Il primo giro lo faccio in media, però. Tanto sono uscito dai box. È vero che li ho tutti qua vicino, ma devo superarli senza far danni, quindi impresa non semplice per il Kuma. Ok. Consumiamo un po' di energia aumentando l'erogazione. Sì, dal prossimo delle giro, RS. tranquillo.
Ok, c'è Albon che voglio superarlo qua, niente da fare. Chiude la strada Albon. Me lo ciuccio qua, me lo ciuccio. Ok. Albon superato. E adesso inizia la caccia, vera e propria. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 3,0 secondi. Mi fa piacere. Ma dai, qualche incidente. Porca miseria, ho bisogno di qualche ritiro davanti. Invece niente, solo Ricciardo con le hard, questi li possiamo superare tutti comunque. Però lo dobbiamo fare. Veneziano è a caccia. Il distacco dalla vettura No, davanti non sbagliare è però. 1,6 secondi. Curva presa molto male. Dai, dai, dai. Ecco, adesso possiamo preparare il sorpasso. Anzi, il doppio sorpasso forse. Mamma mia. Ok. Alcune informazioni su Norris. Ha riscontrato una sorta di Si problema. vedeva la meccanico. lentezza di Norris. Adesso abbiamo Magnussen da prelevare. Speriamo di tenere il giro record per un punticino in più. Ci arriviamo decimi, però Magnussen penso che lo superiamo. Sai che deve essere no. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Peccato perché c'era del potenziale comunque. Abbiamo fatto il giro record per quanto le altre macchine erano gomme meno performanti, però attenzione Kevin. Ok. Decima posizione raggiunta. Speriamo di mantenere anche il fastest, no, lunghissimo qua. Dai, come tieni duro. Porta a casa fastest e decimo posto. Questo è l'obiettivo. Mamma mia. Qua l'ho rischiato, tanto bandiera gialla, fuori Vettel, fuori Vettel. Fuori Seb. E dovremmo guadagnare una position forse. Sì. Fuori il Bibitarus. Vettel si ritira 9 place. Nona posizione e si gode. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Ok, mi può bastare una piazza comunque. Perfetto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4. Verstappen mi ha rubato il miglior tempo all'ultimo giro. Vaffanculo Verstappen. Vaffanculo. Anzi Bottas. Adesso. Peccato. Male. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Inizio di mondiale, veramente difficile. Con una macchina iper aggiornata rispetto all'anno I piloti scorso. si avvicinano al podio dopo una gara c'è che Gasly. definirei Ma fenomenale. stai zitto. Ancora una volta la vittoria aspetta le Frecce d'Argento. Un successo meritatissimo. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. L'esito della gara di oggi ha ridotto il distacco tra il primo posto Mamma mia. e il resto dei piloti. Luca Verstappen, Filippi, dopo ragazzi. questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista Ma per te? vaffanculo.
Disastro assoluto, assoluto. Ottima giornata. E tu che ne dici? Il tuo ex compagno di scuderia ha fatto dei grandi sorpassi oggi. Ha imparato la tecnica da te? Ok. Il tuo ex compagno di scuderia, Lucas, ti ha appena superato ai punti. Ma stai zitta, Claire. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Aerodinamica. Oggi più che Formula 1 sembravano autoscontri, no? Beh, Grazie lo stesso. Buono raga, saluto dal comandante veneziano. Gara molto molto difficile. Ciao!